Avevano partecipato ad una festa nella Maiga Vigna, poi nella notte il rientro verso casa. L'auto, con a bordo 6 giovani tra i 18 e i 20 anni, è finita in una scarpata in località Tinazzo. A perdere la vita Lucia Corradi, 18 anni. 5 i feriti in condizioni serie, ricoverati in prognosi riservata negli ospedali di Verona, Borgo Roma, Borgo Trento e Villafranca di Verona. Il gruppo era in una Subaru Forester che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada, scivolando per diverse decine di metri lungo il pendio adiacente. Il veicolo, condotto da un 19enne, si è più volte rovesciato. I 4 ragazzi seduti dietro sono stati sbalzati fuori dalla vettura, fra loro la giovane che ha perso la vita. Sul posto sono giunte subito 5 ambulanze e l'elicottero del SUM-118 proveniente da Brescia, abilitato ai voli notturni e di vigili del fuoco. I ragazzi sono stati rintracciati dai soccorritori grazie all'utilizzo delle coordinate fornite dai loro smartphone. Lucia avrebbe compiuto 19 anni fra qualche giorno, nipote dell'assessore comunale di Bosco Chiesanuova. Sui social le parole commosse dalla SD Falchi Occhi del paese. Immensi cieli blu, piccola Falchetta. Sotto shock l'intera comunità che prega ora per i 5 giovani in ospedale, 3 dei quali in gravi condizioni.